Al Museo Diocesano di Arte Sacra gli originali delle stampe che in quest'anno della Misericordia rivestono le colonne del Duomo. Opera di un artista francese che vive a Vienna, Marie Malherbe, sono state volute dalla diocesi per adornare l'ingresso della cattedrale che si trasforma in un ideale giardino con richiami all'Eden. Queste opere rappresentano proprio attraverso un linguaggio d'arte contemporanea una meditazione su quell'evento della misericordia che è l'incontro con il perdono di Dio, con il suo avvicinarsi alla storia di ciascuno di noi. È un messaggio, quello sulle colonne del Duomo, che non è solo per il pellegrino che è arrivato durante quest'anno in cattedrale, ma è anche per chi è passato in città, essendo anche un luogo urbano che è stato in qualche modo decorato con questa performance artistica delle colonne. Fino al 27 novembre queste opere arricchiranno l'allestimento del museo dietro al Vescovado, a cui si accede con un'offerta volontaria. È l'occasione per visitare o tornare a visitare il Museo Diocesano, che è sicuramente un museo molto suggestivo, sia per le belle opere d'arte che contiene, sia per il contenitore stesso, che è questa casa medievale di Treviso, che credo che chi non l'ha ancora visitata rimarrà sicuramente affascinato percorrendo negli spazi.